in un abbraccio senza tempo. Un applauso all'Accademia Tradizioni Popolari Città del Tempio. Grazie, grazie Alessandro Zizzi, grazie a voi. La Sardegna che appassiona ma non tradisce, è inutile, non ce n'è per nessuno, tutto il mondo viene ai nostri piedi a studiarci, a studiare i nostri centenari, a studiare le nostre tradizioni e c'è sempre da imparare, lo è per noi ma in particolare lo è per loro. Un'altra avventura che parte nel 1972, quasi quasi fosse uno scherzo, partecipano all'Europeade e questi ragazzi prendono consapevolezza che portare seriamente un'associazione, un gruppo folk in dote ne va per tutta la comunità e nasce quindi nel 1974 ufficialmente questa associazione, questo gruppo folk che segna in qualche modo in quell'area del Coros dell'Ugudoro la vita anche di altri paesi. Quindi 51 anni esatti di una intensa attività e che porta il gruppo anche ad organizzare ogni anno una delle più importanti manifestazioni di folklore internazionale che si tiene nella nostra isola. E stasera sono belli e belle carichi per poter dare testimonianza di quei balli che sono la testimonianza stessa del loro passato, che riemerge con gioia e soprattutto con forza. A far festa a Mamoiada, gruppo folk Ittiri Cannedu.
che restituiscono dolcezza e bellezza sia agli abiti e sia ai balli di Ittiri Cannedu. Però voglio presentarvi anche il quartetto d'eccezione di due artisti, di due cantanti e dei musicisti. Intanto il chitarrista Tore Mazzau, la fisarmonica di Totore Chessa, la voce giovanile di Antonio Carboni e la voce sempre verde di un uomo che da piccolino ha coltivato sempre l'arte del canto sardo e l'ha fatto con profondità, con passione, con amore. Sentirlo così attraverso un microfono, ma questo a 40 anni, a 50 anni, Giovannino Marreu, 89 primavere. Giovannino è il simbolo, il timbro vivente di quando un canto ti attraversa, ti riempie di gioia, ti scordi anche degli anni e delle primavere che passano, ma queste sono 89 e noi ce lo teniamo ben stretto, così come fanno gli amici di Ittiri Cannedu. Adesso cambiamo un po' gli strumenti, in particolare Totore Chessa ha impugnato già il suo organetto diatonico, sa danza ittiresa.